Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla Live Splash del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, parleremo come mai noi siamo così impreparati a questa situazione che sta evolvendo nell'est europeo e praticamente dentro l'Ucraina. Uno Stato che vorrebbe essere europeo, che vorrebbe far parte della geopolitica europea, ma che purtroppo sembra che sia stato abbandonato al suo destino. Dico sembra, per il semplice fatto che sembra quasi che tutto sia esploso così casualmente, anche se nel 2014 c'è stato praticamente un putsch, un colpo di Stato ed è stata instaurata una democrazia fantoccio. Comunque, come mai noi stati europei, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Portogallo e via dicendo, sono così impreparati? Allora, prima di tutto il vostro marietto veneziano già dal 2010 che spiegava che sarebbe arrivato questo periodo, quindi se lo sapeva il marietto veneziano, sicuramente lo sapevano tutti gli apparati del Ministero degli Interni. Quindi non è che il nocciolo duro dell'Europa fosse impreparato, il nocciolo duro dell'Europa sapeva benissimo che questa situazione sarebbe avvenuta. Il problema è che non era stata avvisata l'opinione pubblica. L'opinione pubblica vive di angeli colorati, mandiamoci luce fluorescente, arrivano gli extraterrestri in carrozza, salti quantici, però dal 2010 in avanti, come sempre ha spiegato il vostro marietto veneziano, è successo un pandemonio. Prima di tutto siamo usciti da una situazione catastrofica a livello economico mondiale e poi c'è arrivata la Siria, ma prima c'era arrivata la Libia e prima ancora la Palestina. Detto questo, la Libia e la Palestina non è che hanno finito la guerra, c'è sempre una guerriglia, ma non fa più scalpore sui giornali. Il problema è che questa Ucraina è dietro l'angolo, praticamente è in casa nostra, è sullo zerbino di casa. E volendo o nolente siamo interessati. I servizi segreti chiaramente erano preparatissimi. Il problema adesso è attivare l'opinione pubblica con chiaramente i classici, come si dice, ehm, oratori, pifferai magici della TV di regime che cominceranno a dire e fare come hanno fatto col Covid. Praticamente quando ci andavamo qualche volta alla TV e ci incontravamo questi predicatori, sembravano quasi che fossero laureati in biologia o come minimo avessero un premio Nobel tipo Montagnier in biologia. Nella realtà erano solamente depistatori, no? Lo sapete ormai che chi si è fatto 3 volte il vaccino, se non ha un karma buono, purtroppo fra qualche anno avrà delle situazioni particolarmente spiacevoli. Questo non lo dice Marietto, ma lo dicono più fior di biologi e virologi e quant'altro, no? Ma detto questo, adesso qui la situazione è, come si suol dire, sembra quasi sfuggito di mano, ma nella realtà se noi analizziamo un po' l'ex Unione Sovietica ci rendiamo conto che questo Putin, questo signor Putin, che era un colonnello del KGB, i servizi segreti, il Ministero degli Interni di una volta, praticamente è stato messo lì come un leader, come un catalizzatore di tutte quelle forze sommerse che per decenni e decenni, circa più o meno 50-60 anni, hanno pilotato l'Unione Sovietica. Quindi non è che il signor Putin un giorno si è svegliato la mattina, si è alzato, bevuto il caffè e ha deciso di iniziare una guerra. Questa guerra, se lo sapeva il maretto veneziano, è stata studiata, pilotata, costruita negli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni, tassello sopra tassello, l'ex Unione Sovietica o Federazione Russa, quel che si voglia dire, ha cominciato a predisporre per questo attacco. Chiaramente le prime forze che noi vediamo sul campo in Ucraina sono delle forze deboli, anche se sembrano forti, però in realtà se voi guardate questi soldati russi sono ragazzini di 20 anni
che giocavano alla PlayStation fino a qualche giorno prima e sono stati catapultati in una situazione difficile. Gli hanno tolto i cellulari, gli hanno tolto i documenti e gli hanno detto che era un'esercitazione e poi li hanno fatti entrare in guerra. Chiaramente il 30-40% di queste persone non vorrebbe mai morire per la Russia, vorrebbero solamente giocare con i loro amici ucraini. Il problema è che il nocciolo duro, che è durissimo in Russia, no? Ha altri piani, fondamentalmente hanno sempre voluto desiderare e desiderato, come si suol dire, invadere l'Europa occidentale, perché fondamentalmente, per dirvene una, per i cinesi questi russi che ci stanno attaccando sono solamente europei che hanno invaso la Siberia. Qui il discorso diventerebbe lungo perché ho già fatto altre pillole a questo riguardo. Quindi noi fondamentalmente non siamo impreparati. Impreparati lo sono quelli che non hanno una conoscenza esoterica, non hanno magari sentito parlare il Marietto veneziano o sono impreparati gente che aspettava gli extraterrestri e gli angeli colorati. Ma negli ultimi 10 anni Marietto in vari gruppi ha sempre espresso quello che sarebbe arrivato in questo periodo. Vi ricordo che questo periodo durerà fino al 2029 e dopo saremo nel Medioevo perché i russi sicuramente ci avranno praticamente sodomizzato. Quindi per chi vuole cercare una soluzione a buon karma, il Marietto veneziano consiglia il sigillo 6 di Marte. Contattateci se siete interessati in legare il Marietto veneziano. Grazie e alla prossima, ciao!